quando canta una mucusino e portiamo alle grizze da ballo che pizza e mo canta una mussu canto che sono l'unoscio e l'unoscio soltanto quando chi canto e chi sono contenti voler alle genti di tutta la terra mo quando chi canto e chi sono contenti voler alle genti di tutta la terra mo canta sulla metà l'anno per tutte le mari quando chi canto e chi sono contenti voler alle genti di tutta la terra mo canta. La palla che quando balli ti faccio bella. E allora ci siamo bentrovati a questa nuova puntata dove vi presenteremo un'altra delle eccellenze del nostro genere musicale. Siamo sempre all'interno di Dissonanze Studios in collaborazione con Elka Sound e il nostro Natale Centofanti, ma oggi andiamo a conoscere questo meraviglioso e fortissimo gruppo. Bene, stiamo parlando quindi dei già noti e famosi Quarta Aumentata. Io sono insieme al percussionista al quale do il benvenuto a nome di ovviamente tutto lo staff di Dissonanze e ovviamente ciao anche ragazzi. di Elka Sound. Bene, quindi siamo qui per raccontare un po' la vostra storia e avremo modo di farlo anche durante... Lunga storia. Avremo modo di farlo anche durante un percorso attraverso i territori che vi appartengono e già una cosa importante magari sulla quale soffermarsi un attimo è la miscellanea dei vari generi anche nella ritmica, perché io ho sentito diversi generi fusi in un unico brano magari. Sì, guarda, qui si apre una discussione enorme, un dibattito, non una discussione. Sì, abbiamo un po' di generi anche perché ognuno di noi ci mette il suo, quindi del funky, afro, del rhythm and blues, con la base di tarantella ovviamente. Certo, perché quello ovviamente è la base, è l'animo proprio del gruppo e della band. Bene, allora mi inviterai a conoscere anche un po' sì, gli altri ragazzi componenti del gruppo. Grazie. Assolutamente. Ciao. Grazie Massimo. Bene, sono insieme a Giuseppe Platani, bassista storico dei Quarta Aumentata. Che emozione passa nel cuore di una persona nel momento in cui si è su un palco comunque da diversi anni con un nome? Ormai stiamo parlando ovviamente di un gruppo delle eccellenze della musica etno-folk, con diverse poi contaminazioni, abbiamo già detto, ma dopo tutto questo cammino l'emozione sul palco è sempre la stessa? Intanto grazie per quello che dici. L'emozione sì, è sempre più o meno la stessa, c'è l'emozione, c'è anche sempre la stessa voglia, la stessa gioia, lo stesso piacere di suonare. A volte magari anche forse un po' di emozione prima di salire su un palco, o comunque ormai si è così rodati e questo ormai fa parte della vita che ormai quel brivido forse può essere che ormai lo si domina abbastanza bene, nel senso con una certa consapevolezza. Direi di sì, direi di sì, sì. Ci rimane comunque sempre questa voglia di comunicare, questa voglia dell'incontro con la gente che balla, con il pubblico, sì, insomma, sì, con i vostri fan, sì, che ormai sono veramente tantissimi. Sì, emozione in questo senso, sì. Perfetto. E le differenze che tu, secondo proprio il tuo parere personale, noti dall'inizio dei Quarta Aumentata ad oggi, quali possono essere? Ma non ci sono grandissime differenze, direi io. Siamo partiti con queste prerogative e ci ritroviamo un po' con queste prerogative, cioè quelle di ricercare un sound, ricercare qualcosa che appartenesse a noi, alla nostra cultura in modo specifico, in modo preciso. Mi pare abbastanza simile la cosa. Quindi quello è l'obiettivo che c'è sempre stato e che sempre viene mantenuto. Sì. Perfetto, allora grazie Giuseppe ancora per questo contributo. Grazie a te, ciao. Bella figliola balla che quando balli ti faccio bella. Bella figliola balla che quando balli si ringiacciazza. A luna scende in pizzo, a si bellizzi, si inginocchia. Ti muove come all'undi, arriva e botta e mi confondi.
bella balla che quando balli stringi a piazza. È un mondo che ti gira intorno, non sembra quasi più lo stesso, non esti più lo stesso. Balla femmina bella, balla femmina bella, balla femmina bella, balla, balla femmina bella, balla femmina bella, balla femmina bella, balla. Sono insieme adesso a Salvatore Gullace, musicista, non solo chitarrista del gruppo, ma comunque compagno dei Quarta Aumentata sin dall'inizio, quindi comunque parliamo sempre di quella sintonia di un gruppo che ormai comunque ha un solido pavimento sotto i piedi, una solida storia, insomma. E quindi ormai l'espressione è anche quella di una fusione di diverse culture, sempre mediterranee, comunque con sonorità diverse all'interno delle note. Il progetto nasce con la concezione di avere degli strumenti classici e non prettamente tradizionali calabresi. Sì. Infatti il primo disco è stato registrato semplicemente con una chitarra classica e il mandolino. E da lì poi l'utilizzo di altri vari strumenti, ma proprio perché l'intento era quello di non utilizzare, ripeto, prettamente strumenti della tradizione della nostra regione, ma era quella di usare invece le sonorità, un po' come i sapori, no? nella cucina, cioè, usare un po' tutta questa commistione affinché si potesse ottenere un risultato molto più rotondo, quindi molto più ampio. Infatti anche noi, la tarantella stessa, che l'abbiamo contaminata mettendola insieme al reggae, insieme al blues, insieme ad altre cose, scoprendo che alla fine poi tutto aveva un nucleo centrale, no? È bello sentire per esempio un bouzouki che è greco, sì, un ashtakar che è siriano e magari un oud che è arabo, capito? Certo. Quindi, o addirittura sentirli mischiati con una chitarra portoghese. Casa tiende vai non ciangio giù, t'ho letto meu, dormo finalmente solo. Se tiende vai a carne mia sola mia, non scangio giù do pane con l'amore. Se tiende vai, firma la padrona, non hai più ma bascioncino giuna. Se tiende vai, firma la padrona, non hai più ma bascioncino giuna. Benedetto sto treno che mi leva lontano, benedetta sta nave che mi libera ancora. Ai ai, allora ballo, ballo, canto, rido, corro sempre, corco, finalmente dormo. Allora ballo, ballo, canto, rido, corro sempre, corco, finalmente dormo. Allora ballo, ballo, canto, rido, corro sempre, corco. Sono le mani, sono le mani. Vai, 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 casa tende, vai, finalmente dormo. 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 Benedetto sto treno che mi leva lontano, benedetta sta nave che mi libera ancora. Ai ai ai, allora ballo, ballo, canto, rido, corro sempre, corco, finalmente dormo. Allora ballo, ballo, canto, rido, corro sempre, corco, finalmente dormo. Allora ballo, ballo, canto, rido, corro sempre, corco, finalmente.
sono insieme a Paolo Sofia, cantante, musicista e cofondatore ovviamente del gruppo dei Quarto Mentata. Nel fuori onda prima ci stavi raccontando che comunque è raro che tu indossi o comunque prendi strumenti durante le serate, tu praticamente ci dedichi soprattutto nel momento della produzione. Esatto, anche perché non sono un buon musicista dal punto di vista proprio virtuosismo e cose varie. Utilizzo gli strumenti solo nel momento della composizione e della creazione. Poi succede che magari siamo in viaggio e anche un motivo fischiato diventa pentagramma grazie agli amici e colleghi che mangiano pane e musica. Diciamo, insieme a voi ormai da 15-16 anni ormai. 16 anni che ci conosciamo e quindi anche le intenzioni non dette vengono subito interpretate giustamente c'è quel dai tipo colleghi. Di comunicazione, esatto, di affiatamento esatto. ormai nel come gruppo. le squadre di pallone che giocano da tanto tempo insieme, si conoscono ormai gli schemi, sanno già dove mandare il pallone. E ognuno poi ovviamente ha il suo ruolo, anche se poi è un gruppo e mantiene bene quella funzione. Parlando della produzione, voi avete già realizzato 7 album e 6 singoli, ma siamo a un nuovo lavoro, se non sbaglio. Siamo a un nuovo lavoro che è Quarto Mentata Live, che non è altro una rivisitazione dei successi più importanti di Quarto Mentata, alcuni ve li faremo sentire, ovviamente con arrangiamenti diversi rispetto all'uscita ufficiale dei dischi, anche perché con 15 anni di storia è ovvio che anche i brani hanno un'evoluzione e poi cambiano. Quindi avete un po' riarrangiato il vostro percorso e è arrivato a una maturità diversa insomma ormai. Sì, suonandoli i pezzi si evolvono, quindi si cambiano. Abbiamo pensato di andare in studio, infatti è un live studio, e fare praticamente il concerto, quello che andremo a fare, che abbiamo fatto in studio live, registrare così gli arrangiamenti. Il sound è anche diverso, suonare un live è un'esperienza veramente bella in studio perché hai la possibilità di lasciare l'imprinting proprio dell'energia di quando si suona live. Arrobbando sull'ubriso, non c'è almeno ogni pane, la veranza più che strizza, fanno cala con le mani. Ma io sogno musicanti e mi fri una padeglia, capeggiere un poco avanti, ci vogliamo dire bella. Io sono quello che si dedica alla parte delle corde nel gruppo. Suono sia il mandolino che altri strumenti, tipo il buzuki, la chitarra, il nashtakar, che è un liuto siriano, ma possiamo partire dal mandolino. Questo in modo particolare non è un mandolino classico, perché non è bombato dietro, è un modello americano. Sono partito proprio da questo strumento perché in origine, quando questo progetto è nato, si voleva proprio utilizzare uno strumento classico, che fondamentalmente è uno strumento del sud. E nel progetto originale appunto i primi brani che sono nati con le nostre sonorità, il mandolino è lo strumento che è stato al centro di questo progetto. La vedete la fortuna che cammina passato lato, è imparata con punzula, solo l'uomo svergognato, con vostra cavcosi, affiancato dalle prime, con da uova pagifrisi e biscottini. Il pezzo che abbiamo registrato stamattina si chiama Pomodoro a pruno, ed è, potrei dire, un pezzo emblematico. Stranamente questo pezzo è nato per far ballare anche e per passare all'interno di un discorso più blues, la tarantella, quando ancora la tarantella era
praticamente tabù. Oggi invece potremmo dire che ha acquistato un po' il significato opposto, far passare il blues dentro la tarantella. Arrobbato sul viso, non c'è meno ad ogni pane. La valanza con te strizza fanno cala con le mani. Ma io sono un musicante e mi frio una pareggia. Che mi tirano poco avanti. Ci vogliamo chiare bene. L'idea era quella di fare un progetto mio insieme a musicisti della mia terra e poi nel 2000, cioè nel 98 ci siamo incontrati, tra l'altro con alcuni abbiamo collaborato anche prima dell'esperienza Quarto Aumentata e da lì è partito il discorso di scrivere, anche la necessità di scrivere in vernacolo, quindi nella lingua mia. Quindi era anche un'esigenza fisica, perché una cosa che vivevo quando rientravo, appena si entrava in Calabria, avevo proprio la necessità di vedere il mare e di ascoltare la mia lingua. Quindi questo poi l'ho trasferito nella musica e nella composizione. Il prossimo progetto è una rivisitazione dei nostri brani di successo di questi 15 anni, suonati dal vivo, dove c'è un brano inedito che si intitola Calabria Sono. Arrobbando solo peso, non c'ha meno ad ogni pane. La velanza con te strizza fanno cala con le mani. Ma io sono musicante e mi frio una padella. Capeggiare un poco avanti. Ci vogliamo chiare bella! L'idea di questo tamburello nasce anche dal fatto che il gruppo dei Quarto Aumentata mi ha dato la possibilità di sperimentare in questi anni. Infatti diciamo, la nostra non è una vera e propria tradizione, ma è partiamo dalla tradizione per poi sconfinare soprattutto nel funky, nel rhythm and blues, in cui c'è la cassa, c'è mezza batteria, c'è il tamburello, ci sono le congas, il djembè, quindi avere un'ampia gamma di suoni, quindi ti consente di avere molti colori percussivi e poi li applichiamo ai groove dei Quarto Aumentata, quindi il suono è un suono contaminato, diciamo contaminato, è un suono ibrido che ci ha concesso insieme al mandolino di Salvatore, al buzuki, a varie altre tipologie di strumenti, di creare il suono dei Quarto Aumentata. Non scherzo tutto pane con l'amore. Se te ne vai, firma la padrona, non hai un chiumo ma soncino giuna. Se te ne vai, firma la padrona, non hai un chiumo ma soncino giuna. Benedetto sto treno che mi leva lontano, benedetta sta nave che mi libera ancora. Ebbene, anche questa puntata si conclude qui alla riscoperta della musica etnopop. Grazie ancora ai Quarto Aumentata e complimenti ancora per la vostra storia e il vostro sound. Alla prossima con Cantamo e Sonamo. Una bella balla, sta le piedi, su passi pedri. Parotta che capelli, con le fianche, con le braccia. Stanotte sono i tuoi, sti tamburi, sti paroli. Stanotte non ti basta, per sta danza, per sta festa.
bella balla che quando balli stringi a piazza. È un mondo che ti gira intorno, non sembra quasi più lo stesso, non è più lo stesso. Balla femmina bella,